ok, ok. Ciao a tutti, Virus 101 di nuovo sul canale, eccoci qui finalmente rientrati e questa sera l'audio del PC è un po' ballerino, ho dovuto reimpostare 2 o 3 cose, andrò con l'audio delle casse perché l'audio delle cuffie non parte, proprio così come bella sorpresa, dovrei riavviare tutto il PC e sinceramente avendo già configurato tutto per la live appunto di questa sera e niente, preferisco lasciare così, tanto l'audio non è così fondamentale per per la live di questa sera, quindi niente, andiamo a procedere. Quindi episodio numero 56 su Elite Dangerous Horizon Beyond, quarto capitolo 3.3 eccetera 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 eccetera, quindi siamo tornati sul pezzo. Mi scuso per la settimana scorsa, purtroppo giovedì è capitato giusto il 14 di febbraio, data calda, e non ho potuto raggiungere il PC, quindi questo me ne scuso un attimo perché ovviamente ho dovuto dare priorità alla mia ragazza, se no ovviamente poi sono dolori, giustamente, giustamente, assolutamente, quindi così. Ho cercato di andare in live per recuperare la puntata persa, però vari impegni mi hanno tenuto distante proprio dal PC e da Elite. Quindi quello che avevo fatto 2 settimane fa è rimasto abbastanza invariato, sono riuscito a dare un kick, un bel calcio alle ingegnerizzazioni e portare avanti un po' la nave e tra un attimo vedremo tutto quanto. Però prima di procedere e di iniziare andiamo a vedere un paio di cartoline che sono arrivate nel canale Discord. E nel frattempo che le carico, niente, cosa dire ragazzi, niente, ricordo a tutti quanti che se volete inviare i vostri screenshot di gioco c'è l'opportuno canale nel server Discord mio di Virus 101, dopo lascerò anche il link per poter accedere nella descrizione del video. In questo momento non c'è, una cosa che purtroppo mi sono dimenticato di aggiungere prima. Comunque dopo troverete il link per l'accesso al canale Discord direttamente dentro la descrizione del video e quindi niente, cosa fare? Niente, partiamo subito a vedere la prima delle 2 cartoline di questa sera. Nel frattempo salutiamo Alfeto89, ciao Alfeto e benvenuto. E niente, cosa dire? Allora, un attimo che vado a recuperare l'immagine e comincio a farvele vedere. Ovviamente non ho fatto tempo neanche a preparare il nuovo player per le immagini, di ciò me ne scuso, però purtroppo non ho, come sapete, come vi ho appena accennato, non ho proprio fatto tempo a fare nulla di ciò. Ok, allora caricando la prima immagine la vediamo subito qui. Comandante Alfetto dal sistema Clocu November Yankee Victor Bravo 8137 Lin Tegid Nebula. Data stellare 10 febbraio 3305, sono di nuovo in viaggio, ho percorso circa 1600 anni luce alla faccia da quando abbiamo interrotto il nostro collegamento remoto, ne aveva già fatti circa un migliaio, quindi gran complimenti a tutti coloro che partecipano alla Distant World 2. Comunque mi trovo ad un salto dal checkpoint prefissato dagli organizzatori della Distant World. Nell'attesa che mi venga fornita la nuova rotta per proseguire questa missione, ne approfitto per ammirare questo sole. Di nuovo il Commander Alfetto rinnova i suoi saluti ed ecco qui la prima cartolina di oggi. Quindi complimenti a Comandante Alfetto e a tutti coloro che stanno partecipando alla Distant World. Davvero una missione lunghissima e mi raccomando non mollate. A questo punto andiamo a vedere la seconda cartolina. Nel frattempo saluto Andrea Cardito, ciao, benvenuto e ben rientrato nella live. E vediamo un attimo.
Eh sì, assolutamente. Tra un attimo rivedremo un attimo la stazione, questo è di un ingegnere. È bello ogni tanto vedere un po' di materiale grezzo. Comunque, continuando con la seconda cartolina, sempre il comandante Alfetto, sistema Float Sierra Oscar Zulu Delta 81, classe G White Yellow, è una bella eclissi fotografata così come la vedete. E appunto, come dice, un'eclissi totale, non ci sono parole per descrivere questo, ovviamente immagino sia un momento molto difficile da catturare, quindi davvero davvero super complimenti. Lascio a voi i commenti, un saluto dal Commander Alfetto. Quindi esattamente, lasciamo a voi i commenti di questa bellissima immagine, di questa eclissi fotografata da Comandante Alfetto, e commentate pure sotto durante la live, appunto nella chat, oppure sotto il video che ne risulterà in un secondo momento. Quindi perfetto, questo detto, adesso andiamo a vedere invece cosa. Allora, prima di procedere, purtroppo non sono riuscito a registrare la cosa, ho dovuto fare un altro papocchio, e quindi sono riuscito però a fare degli screenshot della prima fase di ingegnerizzazione che mi ha portato via un po' di tempo, giustamente anche. Quindi la prima immagine la vediamo subito, è da D.D. Waterman. Sono riuscito finalmente a sbloccare questo ingegnere consegnando tutti le 50 unità di Lavian Brandy. Ricordo, Lavian Brandy è una rare commodity, quindi un bene raro, non vengono generati più di un certo tot, perché c'è un limite a questi elementi che potete acquistare. Più andate distanti dal sistema dove li comprate, più il valore di queste commodity aumenterà. C'è chi ha fatto un bel po' di soldini con le rare commodities. Comunque, questo qua, piccolo screenshot appunto per vedere i miei progressi con D.D. Waterman. Andiamo a vedere qui come ero messo. Qui sì, l'avevo appena sbloccata. Ecco qui, come vedete sto donando appunto un po' di materiali. Ho dovuto fare ben 3 viaggi perché fortunatamente il sistema era in status di boom, e quindi la generazione del numero dei materiali massimi era più alta del solito. Quindi perfetto, dopo aver sbloccato l'ingegnere, andiamo a vedere la prossima immagine. No, non è questa. Un secondo, dovrò fare un player per le immagini assolutamente, o usarne uno di già fatto da qualche parte. Non è neanche questa. Quindi stavo ancora sbloccando il tutto. Andiamo a vedere qui. Ok. Ecco qui, consegna degli ultimi 2 materiali per D.D. Waterman, sbloccato l'ingegnere e fate e completate le ingegnerizzazioni da D.D. Waterman. Quindi questo è uno. E dopo ovviamente ho proseguito con le ingegnerizzazioni della nave. Adesso andiamo a vederci 2-3 video che ho registrato nel frattempo. Ok, allora un attimo che sentiamo già l'audio che viene sparato, lo tolgo un attimo, abilito i video, eccolo qui, lo vedete subito qui in sovraimpressione. Vediamo se riesco ad allargarlo un attimino, eccolo qui, perfetto. Allora, qui stavo andando ad atterrare dall'ingegnere successivo. Dove cazzuola ero andato a finire non me lo ricordo. Traders Rest. Andiamo dentro qui, ecco qua, Lei Chuang Shield Generators. Come potete vedere sono arrivato qui. Bel potenziamento dei B-Wave Shield Wave Onda B-Wave Shield Generators. Eccoli qua, boom, dentro tutti gli update. Eccoli qua. Ok, un attimo, qui stavo controllando gli experimental effect. Ok, fatti al grado 5 a livello massimo, ok, e questi, se non mi ricordo male, li avevo fatti forse col remote workshop, quindi sono dovuto andare a fare l'experimental effect proprio direttamente dall'ingegnere. Experimental effect fatto in fast charge, eccolo qui, come lo vedete, applicato ai miei scudi fatti, finiti e potenziati. Quindi questa è stata una delle cose che ho fatto lì. Secondo video che andiamo invece a vedere, andiamo da The Dweller. Perché? Perché andiamo a parcheggiare la nostra Anaconda qui. Guardate che bella manovrina che abbiamo fatto. Sì, sta cipa perché sono andato a parcheggiare proprio nel backyard, proprio gli ho lasciato giù 2 zampe
dei landing pad nel giardino. Comunque dai, poco male. Super scudi, come vedete, hanno retto benissimo il colpo, non si sono neanche schiodati dal primo anello, quindi i Wave sembrano anche reggere abbastanza bene. Ovviamente non sono dei prismatic, ma reggono parecchio bene. Comunque andiamo da The Dweller, andiamo a vedere cosa abbiamo fatto qui, quindi molto velocemente. TAM Charge Enhanced Power Distributor, ovviamente quello che ci serve per ricaricare velocemente. Ah sì, come ci dice Alfeto89, assolutamente. Piccolo appunto per le rare commodities: se non siete da soli fate la staffetta con i vostri amici, quindi avete gli amici che vanno a recuperarli, ve li portano, li droppano nello spazio, voi li raccogliete con un limpeto, quello che sia, e andate a... poi a consegnare tutto quello che serve. Quindi se volete gli fate fare la staffetta, altrimenti vi piazzate là fuori dello spazioporto e vi zeppate il cargo di rare commodities uno con l'altro. Quindi è assolutamente una tecnica molto buona, sfruttando qualche amico online con cui andare a fare i rare commodities. Come vedete qui sempre l'ultimo piccola percentuale di update fatto e finito. Ecco qui cluster, cosa ho messo? Super conduits, eccolo qui, per aumentare ulteriormente il recharge, quindi appunto power distributor completamente, totalmente fatto per il recharge veloce dell'elettricità, appunto della potenza della nave. Sì, dai, qui abbiamo visto, eccoli qui, tutto quello che ci serve. Andiamo a prendere il, facciamolo vedere, ecco qua, purchase, eccolo qui, pam! E via, fatto tutto il power distributor e via. Ecco qui alcuni dati della nave che comunque dopo li rivediamo più tranquillamente. Altro video, altro ingegnere, altra corsa. Dove stiamo andando qui? Stiamo andando da Todd the Blaster McQueen. Ok, anche qui andiamo a parcheggiare la nave, questa volta un po' più tranquillamente di prima. Andiamo a potenziare i railgun in questo caso, quindi andiamo lì, pum pum pum, super potenziamento dove lo facciamo long range. Potevo fare anche altre cose, ma non essendo un'arma assolutamente prioritaria per i Thargoid, servirà solo per quel piccolo frangente di tempo in cui i carciofoni tireranno fuori gli scudi. Quindi sì. Ok, grazie Andrea per aver condiviso il tuo momento su Elite. Infatti ci fa sapere che una volta mi sono sbagliato, ho scaricato anche tutta la painite tempo addietro, compreso di tutti i limpet. Mamma mia che brutto momento deve essere stato, mamma mia, brutto momento davvero. Quindi facciamo sempre molta attenzione a non bindare mai il tasto drop all cargo, e che potrebbe essere molto fastidioso. Nel frattempo andiamo a vedere un attimo sul video, come torno un attimo indietro e metto in pausa, perché quasi tutte le ingegnerizzazioni, come vedete, arrivavano a quello 0,99% fatto e rimaneva solo fuori quest'unico piccolo pixel praticamente ogni volta. Non so se sia voluto da Frontiers, io sono stato semplicemente molto sfortunato, ma è stato praticamente così. Lo vediamo con il primo aggiornamento dei long range dei railgun, e lo vedremo tra poco anche nel secondo. Come vedete, a differenza di quello che era in precedenza l'ingegnerizzazione, ogni modulo dovrà ripartire da uno, quindi attenzione appunto a tutti i materiali che trovate. Mi sono trovato un po' in difficoltà e ce l'ho fatta proprio pelo con i materiali che avevo fatto, quindi questo giusto per dire. Comunque andiamo all'ingegnerizzazione di livello 5 del secondo railgun. Come vedete siamo arrivati quasi alla fine. Se io vado adesso andiamo a completare le ultime ingegnerizzazioni, guardate, pum, andiamo magari un po' più avanti, pum, ecco qua, quasi alla fine. Vedete come sale molto poco per arrivare al 100% del livello 5, anche qui molto poco, e come vedete manca sempre quel peletto per arrivare al completamento, e di nuovo proprio quel pochissimo per completare al 100% tutta la modifica. A questo punto andiamo a mettere di nuovo l'experimental. Stavo guardando un attimo per il plasma slug, ma non è l'update che ho fatto. Invece ho fatto l'oversized, i due
railgun. Come dicevo, non è un'arma prioritaria, per cui ci interessa relativamente che sia super potente, quindi un po' di range e un po' di potenza con l'ingegnerizzazione sui railgun. A questo punto invece sono tornato da Selene Jan, quello che sia, quindi come vedete tutto il recupero materiali che abbiamo fatto nelle puntate precedenti mi è servito a fare cosa? A fare fondamentalmente questo, ad andare ingegnere dopo ingegnere a potenziare ogni modulo uno dietro di quell'altro. Giusto o sbagliato che sia, forse ci sono delle tecniche migliori per ingegnerizzare i moduli. Se ne avete o avete suggerimenti su come fare delle ingegnerizzazioni massive, ben venga. Io ho deciso di farlo così, con tutti i suoi pregi e difetti che abbiamo visto nelle puntate precedenti. Comunque eccoci qua, Heavy Duty Armor, e via sotto a potenziare tutta l'armatura. Military Grade Heavy Duty, eccolo qui in fase di potenziamento, grado 3 fatto, grado 4 fatto, arriviamo al grado 5, come vedete ho una badilata e mezza di materiali, ma fidatevi, vanno via come l'acqua. Ecco qui. Come vedete andiamo avanti, ultimi 2-3 tentativi, come vedete comincia a far fatica a salire, ed ecco qui di nuovo quella maledetta piccola percentuale di nuovo che non ci consente di andare a completare completamente l'ingegnerizzazione. Guardate cos'è, e questo mi è capitato praticamente ogni volta, come stiamo vedendo in questo momento. Benissimo, andiamo a fare l'effetto sperimentale. E cosa andiamo a scegliere? Andiamo a scegliere Deep Plating. Perderemo un po' di Kinetic Thermal Explosive Resistance per aumentare ancora l'UL, quindi gli HP fondamentalmente dello scafo. Bene, fatto questo ovviamente andiamo a passare velocemente ai dati che vediamo qui. Allora, Armor Health arriviamo a un decente 4510 in questo momento. Dopo questo upgrade, come vedete sono dovuto andare ad ingegnerizzare tutti gli Hull Reinforcement Package. Eccoli qua, 1, 2, 3, 4, 5 installati in questo momento all'interno dell'Anaconda. E anche qui di nuovo ingegnerizza, modulo per modulo, effetto per effetto. Guardate i materiali qui a destra come stanno calando velocemente. Allora, vediamo un attimo il Feto che ci comunica che anche lui è fermo da domenica. Povero il mio PG, si starà ustionando davanti in classe A. Se hai trovato un sole bello potente, ma sì, vai tranquillo che tanto gli scudi della nave e tutto il sistema di supporto vitale della nave tengono comunque il tuo personaggio bello fresco. Ok, andiamo a vedere poi l'ultimo video. Ecco qui ancora alle prese con i potenziamenti degli Hull Reinforcement Package, uno dopo l'altro, quindi clicca come se non ci fosse un domani, e qui dopo vado a rivedermi un attimo un po' tutti i moduli, ma questo lo vedremo in live in questo momento. Bene, quindi vado a terminare un attimo la riproduzione dei video che avevo registrato, giusto per metterli nella diretta. Vediamo qua, eccoli qua. Ok, perfetto, video spenti. Chiudo un attimo la cartella così torno e riesco a rileggere la chat che non vedevo un attimo fa. A questo punto torniamo in game e andiamo a vedere veramente com'è finita la storia nella mia nave. Sì, assolutamente. Allora, per confermare quello che sta dicendo Andrea, le nuove tipologie di ingegnerizzazioni hanno i loro pro e i loro contro, come tutte le cose all'interno di qualsiasi gioco, qualsiasi cosa. Il pro di questa nuova modalità dell'ingegnerizzazione, da quando grazie a Dio le hanno sistemate, è che hanno tolto la iperrandomizzazione che avevano gli effetti finali in precedenza. Vi ricordo che in precedenza io provai più di 20 upgrade solo di un unico FSD montato sull'Asp Explorer per riuscire a spingerlo un po' verso i limiti delle ingegnerizzazioni. Dopo 20 ingegnerizzazioni fallite ho lasciato perdere, ho ottenuto quello che avevo ottenuto prima di fare quello, quindi capite quanti materiali mi sono volati via per la cippa del nulla. Quindi questo tipo di ingegnerizzazione fatto così randomizza, sì, ma randomizza
il cerchioletto che vedete, quindi la percentuale che andate a potenziare. Quindi può essere che una volta con 4-5 click ve la cavate, a volte arrivate fino a 10, però comunque l'obiettivo finale e i valori finali saranno quelli stessi per me, per te e per un altro giocatore. Anche questa cosa ha i suoi pro e i suoi contro, e sinceramente la preferisco così com'è adesso, quindi sì, assolutamente d'accordo con Andrea. Comunque andiamo a vedere anche la nave, perché in precedenza vi ricordate che non vedevamo tutte le informazioni complete nel pannello di destra, invece adesso sembra che siano tornate visibili, quindi forse è stato anche un bug momentaneo. Quindi a questo punto, se andiamo a vedere le ingegnerizzazioni che abbiamo installato nei moduli, le vediamo tutte e complete già nei sistemi di bordo della nave. E avrei preferito una cosetta che avessero suddiviso i moduli all'interno di questo pannello per tipologia, un po' come succede magari qui ship, cargo, raffinery. Quindi anche qui sarebbe stato bello avere magari qualche icona a sinistra che mi divideva gli utility dai core, dalle weapons e tutto il resto. Tra l'altro, piccola nota, sono andato ad informarmi sulla fonetica corretta della parola armi in inglese, quindi la parola weapon, ed effettivamente si pronuncia proprio weapon, un po' la O viene un po' elisa, quindi viene un po' tolta, e la pronuncia corretta è proprio weapon. Poi dipende dal dialetto e un po' dalla provenienza della persona, quindi un po' dalla provenienza della lingua, se parlate in Inghilterra, in America o in che zona dell'America. Comunque diciamo che mediamente vedo che weapon è la pronuncia corretta o abbastanza corretta della parola weapon. Benissimo, quindi andiamo oltre, quindi andiamo oltre anche un attimo tutte queste cose. Quindi come vedete, B-Wade Shield Generator attivi, show info, eccoli qua, Reinforced Fast Charge, perfetto. Ovviamente i Guardian non sono ingegnerizzabili, Shield Shell Bank sono un'altra cosa che in teoria dovrei ancora ingegnerizzare, Show Info, eccoli qua, Shield Booster invece, eccoli qua, Heavy Duty Shield Booster, non li abbiamo visti in precedenza ma ho potenziato anche quelli, Railgun invece le abbiamo viste, eccole qua, Show Info, Oversize, Long Range. C'è un piccolo buggino nel testo, infatti vediamo che Oversize clippa un po' con Over Distance, ma vabbè. Eccoci qua, Remote Release Flak Launcher, anche questi non mi ricordo se dovevo andare a potenziarli o no. Heat Sink, sì, avrei dovuto potenziarli e niente, basta. Diciamo che più o meno ho fatto quasi tutto. Life Support no, perché devo sbloccare l'ingegnere, sono pigro e non ho voglia di farlo. Full Scoop, anche quello sono pigro e non ho voglia di farlo. Non mi è assolutamente utilissimo, quindi chi se ne frega. Sensori invece, andiamo a vedere le info dei sensori long range, evviva, ci piace. Alfeto mi chiede, ma prima di fare le modifiche, sì, assolutamente. E giusto visto che tiri in causa questa cosa, stavo arrivando appunto a questo punto qui, in modo da andare a vedere i dati della mia nave. Come vedete, Shield Health 2175, Armor Health abbiamo raggiunto un dignitosissimo 6385, con un armor rating di 65, Kinetic 39%, Thermal 44%, Caustic 0, purtroppo vabbè, è a 0, anche se mi servirebbe qualcosina, Armor Explosive Resistance 35, quindi direi che siamo messi decentemente. E giusto perché appunto mi si domandava questa cosa, andiamo a vedere velocemente di qua. Allora, un attimo che mi sposto l'interfaccia, eccoci qua, che devo spostare due o tre cose. Vediamo il browser se mi prende giusto. No, il browser non mi prende giusto. Cattura la finestra, eccolo qui, ok. Eccolo qui, spero che mi sentiate ancora. Eccoci qua. Allora, come dicevo, sì, ho fatto le prove. E dove vai te? Fermo qua.
Scusate un attimo, qua, tac tac, eccolo qui. Ok, perfetto. Allora sì, ho fatto le prove su ED, Shipyard, Coriolì, ce ne sono vari e io ho utilizzato entrambi. Allora, vediamo cosa ci dicono. È una configurazione molto simile a quella che ho installato a bordo. Allora, come vedete 34, 38, 43 il thermal, ne ho un po' di più effettivamente. Absolute 6195 rispetto ai 6300 erotti che ho di là, ma devo aver aggiunto un altro modulo, quindi siamo assolutamente in linea. 2175 gli scudi, quindi siamo perfettamente in linea con quello che ci dice anche in questo caso Coriolì.io versione quella sotto HTTPS, quella era EDCD, qualcosa del genere. Vabbè, ma sto dicendo cose assolutamente ad casus. Ok, invece per quello che ci riguarda torniamo sul gioco. Quindi come potete vedere ho un po' di più armor health, 6385, ma molto probabilmente è dovuto al fatto che vediamo un attimo dove è andato a finire l'Hull Reinforcement Package. Eccolo qui, ho montato anche un 2D, non l'ho ingegnerizzato, l'ho solo montato, buttato lì, giusto per averlo, insomma, e quindi quello può aver aumentato un attimo i valori, quindi tutto lì. Quindi sì, assolutamente consigliatissimo andare a fare le configurazioni delle navi direttamente sui siti online, giusto per farvi almeno un'idea sommaria e di massima, e dopo appunto procedere con l'ingegnerizzazione all'interno del gioco. Ricordo che su magari se installate anche, se utilizzate i servizi di Inara o appunto di EDCD, vi daranno già tutti i conteggi della quantità di materiali che vi servono più o meno per modulo, quindi sono veramente dei siti assolutamente da utilizzare per fare questa cosa. Allora, a questo punto mi manca da potenziare gli Heatseek Launcher effettivamente, e mi sono dimenticato di mettere una cosa all'interno della lista di ingegnerizzazione. Vabbè, non importa. Comunque, Heatseek Launcher per 2, dobbiamo andare fino a Ciccio Panzo Ramta. Allora, dovevo farlo la settimana scorsa, effettivamente, ecco, una delle cose che non sono riuscito assolutamente a fare, però mi manca poco. Allora, devo portargli 50 unità di scan databanks, e intanto andiamo a vederlo sulla Galaxy Map. Eccolo qua, sistema di Mene. Come potete vedere, forse avevo anche già plottato la route. È un sistema un po' fuori mano rispetto a tutti gli ingegneri che invece erano concentrati in questa zona qui. Purtroppo, però, avevo già fatto la route verso di lui. Mi pare proprio di sì. Eccolo qui. Bene, Alfa Bravo 5 Delta. Mamma mia, quanto figo è l'alfabeto nato. Beh. E io ho cliccato questo. Oh, eccolo qua. Tac. Plottiamo la route. Intanto iniziamo a andare. Mi è sparita la chat in video? No, dai, è qua. Ah, perfetto, perfetto. Ok, forse avevo cliccato io un bottone sbagliato. Ok, perfetto, ok, risolta questo piccolo issue, questa piccola problematica. Bene, a questo punto andiamo a vedere quanti jump, sono ben 9 jump. Calcolando che ci serve, io faccio un conto medio di circa un minuto a jump, per qualcosa, e ci vorranno circa 10 minuti per arrivare fin là in fondo. Quindi adesso ci mettiamo qui con calma, motori a tutta manetta. Ritiriamo il gear. È un po' alto il volume? Come lo sentite? Do due colpetti di booster così mi fate sapere. Mi sembra un po' alto, almeno dai dati che vedo, poi magari fatemi sapere.
Sì, Andrea, hai ragionissimo. Guarda, era una cosa che mi sono sempre. Scusate, abbasso un po' il volume di gioco. Ecco qua. Era una cosa che mi sono sempre assolutamente riproposto di fare, di pulire tutti i bookmark che ho buttato ad cazzum, come dicevano gli antichi latini, all'interno della Galaxy Map. Sì, effettivamente, dai, è un po' ridicola questa situazione. Praticamente bookmarkato qualsiasi cosa. Sì, assolutamente ragazzi, assolutamente. Dai, una delle prossime cose che farò, magari mentre viaggio sarà appunto questa cosa qui. Allora dai, motori a tutta manella, ho abbassato un po' il volume di gioco, ma non troppo, mi sa che è ancora un po' troppo altino. Lo abbasso un altro pochetto. Eccolo qui, adesso dovremo stare un po' più in verde e un po' più in basso, se no dà un po' troppo fastidio. Ok, adesso dovrei averlo riregolato correttamente. Come dicevo, purtroppo non ho l'audio in cuffia, ma ho l'audio dalle casse del PC. Spero non riverberi troppo sul microfono, ma boh, vabbè. Fatemi sapere, insomma, se dà fastidio, che nel caso proprio lo abbasso ai minimi termini. Ok, dai, allora, partenza per questi 9 jump che ci separano dal sistema di Mene, e mentre ci dirigiamo in questo sistema ci facciamo due chiacchiere così allegre e un po' tranquille. Allora, mamma mia, la gola un po' secca. Aggiornamenti anche nel discorso di Elder Scrolls Online. L'ho finalmente installato, è stato un parto installarlo perché il gioco dice che ha bisogno di circa 87 giga di spazio disponibile sull'hard disk. Non è vero, non è vero, è una truffa. Eh, ok, Orca, la latenza. La latenza, ok. Allora ragazzi, per la prossima volta, grazie del feedback, imposterò il video a bassa latenza, perché no, effettivamente 3 minuti può essere, purtroppo ogni tanto come bufferizza YouTube, ultimamente è un po' un disastro, quindi devo abbassare un po' le latenze quando creo ed imposto i video. Scusatemi, sì. Sì, andrò ad abbassare un po' le latenze, quindi speriamo che sia un po', ci sia un po' meno delay tra quello che è la live effettiva e quello che invece viene, quindi quello che vedo io in questo momento e quello che poi viene riprodotto poi su YouTube. Ok, allora, comunque, dicevo, Elder Scrolls Online, un parto l'installazione, davvero, 87 giga di spazio richiesto su disco fisso, ne avevo liberati ben 120 e non sono bastati neanche quelli. Ho avuto un sacco di problemi col launcher che si piantava, si ripiantava, tipo mi scaricava il 2%, poi si frizzava, lo rilanciavo, scaricavo un 1% con grande difficoltà, poi si frizzava. Sono arrivato in questa modalità fino all'8% e poi mi sono stancato brutalmente. Cosa ho fatto? Ho tranquillamente disinstallato tutto, ho pulito le configurazioni, reinstallato tutto, riavviato il PC e a quel punto il launcher ha deciso di rifunzionare, quindi finalmente mi aveva scaricato tutti i 50, 60 e passa giga di dati, al che tornando a casa nella fase di espansione di tutta quella massa di roba, 120 giga di spazio sono stati completamente mangiati. Il launcher mi diceva: guarda che non hai più spazio per l'installazione. Ho dovuto liberare un altro po' di spazio, per scrupolo ho liberato ben 163 giga di video che avevo fatto e di giochi installati che non giocavo più, e ho rilanciato tutto e ho visto che al gioco servono bene o male circa 130-140 giga per eseguire il download, scompattamento e installazione, e quindi ripulizia di tutti i dati temporanei di download. Quindi preparatevi per far tanto spazio nei dischi fissi se volete passare a giocare su Elder Scrolls Online, sciogli lingua, chiamiamolo ESO e basta. Bene, allora,
Detto ciò, l'ho installato, ho fatto tempo a giocare proprio mezz'ora, giusto il tempo di creare il personaggio che vedremo poi nelle prossime live e fare proprio la primissima quest e provarlo un attimino. Prime impressioni è molto strano, fondere un MMO con quello che è il tipico Morrowind, perché nasce più come un Morrowind che non come uno Skyrim e... per chi avesse giocato a Morrowind barra Oblivion nei capitoli precedenti, è davvero strano, ci vuole un po' per ambientarsi, per il resto tante cose standard degli MMO e le classi non ho ancora capito se mi piacciono o non mi piacciono. Mentre facevo usando uno skill calculator trovato online, ho detto devo provare. Non ce n'è, non si possono fare considerazioni finché non si prova Elder Scrolls Online, non ce n'è, quindi niente così. Ok. Ok, oddio, problemi di latenza, non lo so, come dicevo, non lo so, YouTube ultimamente ha fatto tutta una serie di schifezze, hanno aggiornato i sistemi bene, male, hanno creato problemi, sì, barra no, non lo so, può essere che dipenda anche dalla connettività mia e dalle impostazioni del video comunque. Quindi nel caso fatemi sapere se notate problemi di latenza elevata. Per i prossimi comunque vedo di ricordarmi di impostare una latenza un po' più bassa. Comunque, tornando e andando a concludere il discorso Elder Scrolls Online, sto preparando un peletto di grafiche e niente, sto andando a fare quello, quindi il discorso lì è così. E quindi tra un po' vedremo anche di fare qualche live su questa cosa. Ok, sì, effettivamente sento tanti commenti che si può giocare da soli, si può giocare anche in gruppo con altri giocatori, insomma, Elder Scrolls Online secondo me, di tutti i giochi che avevo visto, ho guardato, mi sono documentato per integrare all'interno del canale, è un gioco che diciamo mi ha ispirato un po' da subito, un po' per un discorso storico. All'epoca quando uscì Morrowind, primissima versione, ancora senza le espansioni che hanno aggiunto dopo, giocate un po' anche quelle e tutto il resto, fu veramente un pugno nei denti all'interno del mercato videoludico. Mi pare ci misero circa 6 anni a produrre quel capolavoro e si fecero sentire davvero tanto sul mercato. Morrowind penso sia stato uno dei più bei GDR che io abbia giocato, GDR ovviamente single player da giocare sul proprio PC. Ok. Ok, grazie Andrea per la conferma. Sì, 30 secondi può essere già più umana come cosa. Comunque vedremo di abbassarle comunque le latenze. Tornando al discorso, quanti jump ci mancano ancora? Beh, dai, solo due. Dicevo, Morrowind fu veramente una rivoluzione all'epoca quando uscì. Alcune cose belle, bellissime, altre cose un po' meno belle. Ovviamente il gioco non esiste il gioco perfetto. Ehm. Ok, perfetto, ottimo. Alfetto, l'immagine è stata trattenuta da YouTube, non te la sta consentendo di pubblicare, non mi sta neanche dando il tasto per poterla ripubblicare. Quindi se non la vedi, sappi che è YouTube che l'ha bloccata. Io purtroppo non posso neanche appunto sbloccarla. Ok, altro jump verso il sistema di Mene, non ho trovato star su cui fare il rifornimento, il carburante dell'Anaconda sta andando giù velocemente, ma tanto siamo arrivati, quindi non ci interessa granché. E tornando... Ah, ok, perfetto, grazie Alfetto per la tua conferma. Tornando al discorso Morrowind, fu un gioco veramente meraviglioso. Io non so cosa gli è passato per la testa di togliere i moduli di gioco di Morrowind per inserire quelli alla Oblivion Skyrim, però cioè veramente si poteva fare di tutto. Non c'era il caricamento per le parti interne della città, gli unici caricamenti erano per gli edifici quando si entrava all'interno di un edificio. La cosa bellissima di poter mixare gli incantesimi in base agli effetti e costruire tutti gli incantesimi che vi pareva era una meraviglia. Ovviamente purtroppo soffriva da un'altra parte di un po' di bughini, come ricordiamo il bug, chiamiamolo così, delle pozioni di intelligenza.
e senza nessun cheat potevate diventare assolutamente immortali e super fighi sfruttando le normali meccaniche di gioco. Faccio una pozione di intelligenza, la bevo, divento più intelligente, la pozione di intelligenza successiva che vado a fare sarà più potente, durerà più a lungo, ne faccio un'altra, la bevo, faccio un'altra pozione di intelligenza, la bevo, vado avanti così fino ad avere tipo 200.000 di intelligenza, al che faccio una pozione di cura ferite. Boh, basta. Ero diventato, si diventava immortali per tipo 2 anni all'interno del gioco. Potevate correre da una parte all'altra della mappa in 2 nanosecondi, eccetera, eccetera. E questo tutto sfruttando le meccaniche di gioco di Morrowind dell'epoca. Quindi anche lui soffriva un po' dei suoi bug. Poi stava a noi usarli o non usarli. Comunque, l'estrema libertà che ci consentiva di gestirci all'interno del gioco di Morrowind non l'ho più trovata in nessun altro GDR. È stato un po' un peccato perché erano veramente dei moduli molto molto belli. Questo giusto per sproloquiare un attimo nel frattempo in cui arriviamo alla Phoenix Base all'interno di Elite Dangerous. E quindi niente, appunto, visti i vari Skyrim, visti tutti i nuovi titoli Bethesda relativi agli Elder Scrolls, eccetera, eccetera, sinceramente, boh, io penso che Zenimax su Elder Scrolls Online, per quello che ho visto finora, abbia fatto un bel lavoro. Gioco assolutamente accettabile. Io ho preso il pacchetto in offerta da 30 euro con Somerset e tutto quello che c'era dentro. Non penso che mi servirà di più neanche di andare a giocare a Elsewhere, eccetera, eccetera. Quindi è ancora in pre-order. Quindi alla fine ho preferito sfruttare l'offerta a 30 euro e ho preso tutto con 30 euro. Quindi se vi dovesse capitare, fateci un bel pensierino. L'ho comprato non su Steam questa volta, ho preferito stare separato da Steam con l'installazione di Elder Scrolls Online, quindi tutto lì. Bene, ci avviciniamo alla Phoenix Base, adesso torniamo a noi, dobbiamo andare a potenziare, non mi ricordo neanche più che cosa, gli Heatseek Launcher, spero di avere i materiali, perché non è un potenziamento assolutamente indispensabile, però è utile. Come li potenzieremo? Li potenzieremo come ammo capacity, quindi aumenteremo il numero di heat sink che abbiamo a disposizione sulla nave e questo mi servirà perché la nave si scalderà parecchio quando andiamo a iniziare a sparare i Gauss o dobbiamo recuperare gli scudi o quello che sia. Piccolo trucchetto, mentre facciamo questa cosa, non... Ah, scusate, mi ero fermato un attimo a leggere la chat. Sì, assolutamente d'accordo. Guarda, ancora prima di Fallout 76 c'è stato Fallout 4. Io giocai al 3 e mi innamorai assolutamente di quel gioco. Fallout 3 fu un gioco veramente meraviglioso e anche quello con i suoi pro e i suoi contro, però overall davvero davvero un gran bel titolo, super modificabile, si poteva installare di tutto e fare di tutto. Il New Vegas, purtroppo i problemi del New Vegas erano molto grossi in relazione a una mappa molto spoglia e a tutta quella parte di crafting assolutamente inutile che avevano inserito per la produzione dei proiettili, perché tanto alla fine ci conveniva andare a comprarli e quindi non è servito praticamente a nulla. Per il resto la storia è un po' blanda, comunque apprezzabile. Non ai livelli della storia di Fallout 3, però comunque apprezzabile. Fallout 4... Ragazzi, io l'ho preso, l'ho provato, vi ricordo che ne parlavo anche di fare qualche video all'interno del canale. Ci ho giocato un pochettino, ma sinceramente è stata veramente una gran delusione, proprio sterile come gioco. Per esempio le situazioni, vuoi unirti a noi? Magari all'inizio, proprio primissime quest, quando trovate il tizio lì dei Midnight qualcosa, i Minutemen come si chiamavano. Magari no, io voglio fare il cattivo, voglio unirmi ai Rider, voglio farvi fuori tutti. Una volta in Fallout 3 questa cosa si poteva fare e vado lì dal tizio e mi dice: vuoi unirti a noi? Faccio: no, voglio unirmi ai Rider perché mi state sulle balle e io voglio fare il cattivo. E clicco il bottone no, non voglio unirmi a noi, e dopo il gioco mi dice: complimenti, ti sei unito a noi. Ma che storia è? Quindi
tutto quello che era la possibilità di scelta che c'era nei precedenti capitoli nella... che bruttissimo drop che ho fatto nel frattempo parlando, vabbè, molto distante, vabbè, speriamo di riuscire a compensare con il glide. E quindi niente, dicevo, su Fallout 4 sono rimasto un po' interdetto con sta cosa, poi tutto il discorso di settlement, della costruzione degli avamposti, missioni sterili, e veramente non mi è piaciuto, non mi è piaciuto. Poi ovviamente è una mia opinione personale, ognuno ha i suoi gusti, magari i giocatori che apprezzano di più le modalità di gioco che hanno inserito in Fallout 4, ben venga, cioè allora avete scelto un gioco corretto per come piace a voi giocare. Per quello che era stata la mia esperienza in Fallout e nei giochi GDR, quello che ho detto prima riassume un po' il mio disappunto, diciamo, quindi ho disinstallato, ho deciso proprio di passarci sopra, ho comprato anche quello in super offerta, gli ho lasciato pochi soldi, quindi non mi pento neanche della mia scelta fatta. Non si sa mai se magari in un futuro posso riprenderlo. Fallout 76 poi è stato alla fine ciò che secondo me ha messo proprio fine al franchise di Fallout. Tanti problemi, fin troppi, e 17 km, ho fatto proprio un bruttissimo drop qua. E quindi Fallout 76 sì, tantissimi problemi, proprio Bethesda che ha ignorato completamente le richieste dei giocatori e quindi via. Comunque, chiudendo un attimo questa parentesi, senza entrare troppo nel discorso problemi del gaming AAA, guardate quanto velocemente si ricarica la Pipe Engines con 4 pip attivi. Adesso la di mezzo andiamo a vedere, pum, guardate anche solo dimezzata come va su velocemente. Ok, per non farci mancare nulla andiamo a richiedere il docking, perché se no non posso atterrare qua. Bene, siamo anche belli dritti. Gravità 0.g, non si legge una cippa di nulla il valore messo lì, un po' di problemi. Assolutamente, guarda, giusto per dire Andrea, io non metto neanche la mod, apro la console e player.set carry weight e ti metti il carry weight che vuoi, lo metti a 20.000 e risolvi il problema, non ti servono neanche le mod poi per fare quella cosa, quindi è una cosa che ho sempre fatto su Fallout. Sarà anche un cheat, quello che sia, assolutamente d'accordo con voi, ma non ho voglia di diventare idrofobo col carry weight lì. Alfetto, ciao, grazie per... ok, allora in bocca al lupo per domani per la tua sveglia presto, grazie per essere passato a salutarci e quindi cos'altro dire? Niente, e alla prossima, dai, prossimi video, prossimi live, cominceremo a trattare anche un po' Elder Scrolls Online e vi giuro non vedo l'ora di poterlo fare perché così, io sono assolutamente una pipa, che bel buggino, è sparito tutto il terreno e... ovviamente l'hanno fatto perché sennò si vedeva il terreno a cui... Cioè si vedeva proprio che passavamo in mezzo al terreno quando rientravamo, quindi la soluzione di Frontier è stato spegnere il terreno del pianeta. Comunque, eccoci qui, arrivati, quindi niente, dicevo, Alfeto, notte e alla prossima, e adesso invece cosa facciamo? Piano e con calma. Calmiamoci un attimo perché stavo andando in modalità logorroico 2000 venditore online da tipo media shopping, quindi calma e calma. Come dicono i latini, caiate, e me lo dico a me stesso. Starport Services, andiamo avanti. Phoenix Base, eccolo qui, Ramta, facciamo un po' di fuel. Engineering Workshop ci chiede ben 50 bla 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 e andiamo a vedere. Dovrei averli perché ne avevo un sacco dentro qui. Classified Scan Databanks, andiamo a vederli qui. ABC Classified Scan Databanks, come vedete ne abbiamo ben 118, quindi possiamo andare a sbloccare tutto quanto senza nessunissimo problema. Shbabim, ecco qui, sbloccato, come vedete. Posso farmi anche il point defense, ma che modifiche ci sono per il point defense? No, l'ho installato ma... ok, lightweight, ammo capacity, reinforced, shielded. Poh.
Vediamo cosa vuole il Reinforced. Mechanical Scrap, Vanadium, Niobium e via. Vabbè, magari ci pensiamo dopo, dai, chi se ne frega. Hate Seeker Launchers, ne abbiamo ben due, selezioniamo il primo e abbiamo detto che dovevamo farli ammo capacity. Eccolo qua. Ah, proprio solo livello 1, non c'è altro qua. Perfetto, vabbè, allora meglio così. Bam, generate modification, come ho detto, una modifica che non avevo considerato più di tanto. Su 1, su 2, Mechanical Scrap, Vanadium, Niobium, quindi sempre gli stessi materiali. Mechanical Scrap comincio a deficitarne, ne ho solo 18, ma dovrebbero essere sufficienti per entrambe le modifiche. Guardate questa cosa, mamma mia. Per arrivare al terzo, mamma mia. Dai. No, no. Ogni dannatissima volta. Secondo me lo fanno proprio apposta. Ok, perfetto. Primo Hit Seek Launcher, non ha nessun experimental effect da caricargli sopra e quindi non importa. Eccoci qua, 1, 2. Andiamo a fare il secondo. Ok, 14, sì, dovrebbero essere sufficienti. Vanadium e Niobium ne ho come se piovesse. 1, 2. E via, lanciamo la roulette. Dai. Dai, ce la faremo. No, guardate che odio questa cosa. E di nuovo, fidatevi, succederà sempre. Comunque, vabbè. Buttiamogli dentro un altro ingegnerizzazione, un'altra ingegnerizzazione, e anche questo è fatto, quindi anche gli Hit Seek Launchers sono stati sputenziati. A proposito di ingegnerizzazioni non prioritarie, che FPS drop che sto subendo, un FPS drop non mi piace. Comunque, allora, abbiamo lasciato indietro due cose. Hit Launcher, come vedete, li abbiamo appena fatti. Tac, 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 tac. Remote Release, non mi interessa. Gli Shield Shell Bank. Non mi ricordo chi li fa, gli Shield Shell Banks. Ah. 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 Allora, giusto appunto per tornare alla configurazione, vediamo qui come li avevo impostati. Shield Shell Bank, eccoli qua. Sì, erano da ingegnerizzare, da ingegnerizzare anche come. Allora, vediamo qui come l'avevo fatto. Shield Shell Bank 6A, Modification, Specialized Grade 3 con Boss Shells. Eccoli qua. Questo, sappiatelo, è una cosa che mi sono dimenticato completamente di fare. Tanto salutiamo la nostra amica Rei Ayanami, tanto che andiamo su Inara CZ. Che... Ah, che dimenticanza. Engineering. eh... il reattore è ben posizionato all'interno della nave e bisogna anche farci molta attenzione, perché comincia a diventare un po' delicato, perché dovendolo fare overcharged bisogna farci anche un po' di attenzione. Allora, dicevamo, Cell Banks. Ma no, ho aggiunto i preferiti, cazzuola, dai. Cell. No, io ho premuto CTRL F. Mamma mia. Allora, qua. C'è Banks. Ok, allora, G1 me lo fa Elvira Martuk. G3 me lo fa The Brig. Il G3 me lo fa anche Lori Jameson. Eccoli qua. E cosa serve per i G3? Andiamo a vedere cosa serve.
Qua tutti i dati, vabbè, della fazioni, di tutto quello che stanno facendo qua dentro, ma io non voglio andare qua. Allora, torniamo sulle blueprint. Tu, 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 tu. Shield Generator. No, Shield Shell Bang. Eccolo qua, Specialized. Ok, cosa mi serve? Eccolo qua, Lori Jameson o Mel Brandon. Ok, il grado 4 non lo fa nessuno. Ok, almeno Inara non ci dà un grado 4. Exceptional Scrambled Emission Data, Cracked Industrial Firmware, Conductive Components. Dovrei avere praticamente tu Specialized Legacy Firmware, ne ho a go-go. Sì, 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 Andrea, assolutamente. È una cosa che mi sono sempre ripromesso di fare, per pigrizia non ho mai fatto. E mi pareva ci fosse anche un altro software che si chiamava ED Pathfinder, una cosa del genere, che ci consentiva di fare questa cosa. Comunque andiamo a vedere Lori Jameson subitissimo qui. Uh, ok, 4. Qua, Engineers. Mi pareva di averlo anche già sbloccato. Speriamo, perché non ho intenzione di diventare Tiemo. No. Ah. Allora. Devo andare col... Ok. Allora, Mel Brandon se ne sta distante a Colonia, quindi è irraggiungibile. Invece, Lori Jameson, ecco perché non l'avevo ancora sbloccato, perché mi manca questo tot per rankare Dangerous. E questo tot mi sta bloccando questa ingegnerizzazione e quindi semplicemente non la farò. Quindi... ok. Ah, ok, quindi... oh Dio, scusate, eccomi qua. Mi ero dimenticato di switchare l'interfaccia. Che cosa stavo guardando qua? Oh, vabbè. Ok. Ok, allora, consiglio per tutti è di Discovery, molto più pulito come interfaccia, e puoi collegarti anche con EDSM volendo, quindi versatilissimo. Perfetto, perfetto. Ottimo, grazie, grazie del consiglio Andrea, perché? Perché effettivamente quando cominciate a fare queste cose, lavorando su fogli Excel o altre cose, diventate idrofobi a fare i materiali, a capire e calcolare tutto quello che vi serve, quindi avete assoluto bisogno di un tool di terze parti che vi aiuti nella gestione delle vostre missioni, del recupero dei materiali, dei conteggi, di tutto quanto. Quindi magari per la prossima volta, guarda, me lo segno subito. Allora, dicevamo, e di Discovery Discovery come software, come tool di terze parti, che dopo penso si apre in overlay e vi dia tutta una serie di dati aggiuntivi, perché Elite Dangerous salva tutti i dati su dei normalissimi file JSON. I file JSON sono dei file che fondamentalmente tengono dei dati, e sono dei file che si chiamano in JavaScript Object Notation, fondamentalmente sono degli oggetti serializzati su un file. Questi oggetti vengono poi riletti da altri software, come appunto questo di Discovery, di Pathfinder, eccetera, eccetera, con tutta l'interfaccia che vi aiuta e vi aiuta a gestire tutto quello che sia la parte di recupero informazioni, conteggi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è davvero, davvero, davvero utilissimo. Eh sì, assolutamente, perché il log, ovviamente, gli spostamenti viene salvato sempre dentro questi file JSON, e il software di appoggio poi va a leggere e va a riproporli nella sua interfaccia con tutto il supporto che vi può dare. Supporto che abbiamo già visto in passato, purtroppo un po' manca all'interno dell'interfaccia del gioco base di Elite Dangerous. Quindi assolutamente sì. Anche i materiali sui pianeti, perfetto. Sì, beh, giustamente, se poi lo colleghiamo con servizi tipo Inara, DDB o quello che sia, ovviamente abbiamo tutti i dati che sono disponibili online direttamente sull'interfaccia in overlay all'interno del gioco, quindi ci risparmiamo tutti gli alt tab o di avere un tablet a fianco
collegato in internet per recuperare tutti i nostri dati. Per di più questi software appunto sono collegati con i nostri progressi in questo momento, nel momento in cui stiamo giocando, e quindi cosa chiedere di più? Niente, assolutamente software ottimi da utilizzare. Come dicevo, io non li ho mai utilizzati perché sono fondamentalmente molto pigro su queste cose, però prima o poi dovrò farlo e lo so. Bene, allora ragazzi, 58 minuti in cui sto blaterando, direi che è un po' ora di andare a terminare questa diretta. Abbiamo visto tutte le ingegnerizzazioni, quindi come da titolo, controlli pre-volo, i famosi pre-flight check. Abbiamo completato finalmente l'ingegnerizzazione della nave per quello che riuscivo a fare finché non raggiungerò il combat rank expert e andare a completare l'ingegnerizzazione di Shield Shell Bank. Ricordo che i Targoid colpiscono, ignorano abbastanza gli scudi, quindi diciamo che perdere tempo sull'ingegnerizzazione degli scudi è solo un valore aggiunto che diamo, quindi riusciremo a resistere un po' di più a determinati colpi, per carità, assolutamente, ma non è il core dell'ingegnerizzazione della nave. Il core dell'ingegnerizzazione della nave anti-Targoid, questo vale per quasi tutte le navi, fondamentalmente è andiamo a vederlo qui, eccoli qua, sono gli hull reinforcement package e un hull almeno military grade, poi si può andare anche su ma costa più di tutta la nave equipaggiata e preparata pronta per andare. Quindi detto questo ragazzi, grazie a tutti per aver seguito la diretta, io vado un po' a chiudere. Nel prossimo capitolo vado a iniziare il mio volo verso dove? Ovviamente verso le zone di caccia Targoid, e principalmente devo andare a visitare un ultimissimo ingegnere. L'ultimissimo ingegnere che devo andare a visitare, Engineers, mamma mia, sto scattando proprio, ma che brutto, perché ho un calo di FPS? Ma poveretto, sto computer è già tanto che sta ancora girando, eccolo qua, Professor Palin. Perfetto, ottimo, sì, perfetto, grazie Andrea, aggiungilo lì che magari facciamo una piccola guida su come utilizzare questi software qui, sarebbe veramente ottimo da aggiungere come dati nel canale Discord. Allora, dobbiamo andare fino a Maya, ovviamente, perché devo fare un'ultimissima ingegnerizzazione sui motori e poi ho finito, poi non ho altro da fare, davvero. Beh. Beh, oh, alleluia, era ora. Ecco qui, come vedete il PC sta cominciando a fare, ad avere un po' di fatica. Comunque, eccoci qui, Maya System, pam, plot route fino a Maya System perché devo andare appunto a fare quella piccola ingegnerizzazione, quell'effetto sperimentale sui thruster, l'ultimissima davvero cosa che mi manca che posso fare col mio status attuale con la mia nave. Quindi è stato una lunga battaglia a recuperare tutti i materiali e arrivare all'ingegnerizzazione, vi lo dico almeno per me che da un po' casual gamer non posso giocare tutte le sere ad Elite Dangerous, e quindi quello che avete visto online sulle live è stato praticamente l'80% del tempo che io ho dedicato alle ingegnerizzazioni. Un'altra parte del tempo l'ho dedicato a parte per il recupero materiali, però appunto si tratta circa di un 20% aggiuntivo oltre quello che avete visto. Diciamo che se avessi potuto giocare praticamente ogni sera, in un paio di settimane avrei fatto tranquillamente tutto. Purtroppo non posso fare questa cosa, sono limitato a una, massimo due serie, a volte neanche quelle a settimana, ho davvero troppe cose da fare. Quindi, detto questo, andiamo un attimo a chiudere questa diretta, quindi tra un po' qualche partitella Elder Scrolls Online in aggiunta ai video su Elite, perché è giusto anche cambiare un po' e variare un po' le argomentazioni. Sto pensando di introdurre anche una nuova rubrica più avanti, appena mi sistemo un attimo con tutte le rogne che sto risolvendo in questo periodo, e sarà una rubrica differente. Non saranno giochi, non saranno videogiochi, ma sarà qualcos'altro, dai. Vi lascio con un po' di suspense su questa cosa. E bene. Ok ragazzi, quindi altro da dire non ce n'è, anticipazioni, tutto quello che dovevamo vedere l'abbiamo visto.
Altro da dire non ne abbiamo, grazie per aver seguito questa diretta, ci vediamo nella prossima in cui andrò finalmente a completare tutto, eventualmente a testare la prima caccia al Targoid. Vediamo anche di selezionare qualche sistema opportuno dove poter fare queste prove, dove poter mettere ai test la nave Anaconda anti-Targoid. Piccolissima, velocissima nota finale, non è obbligatorio avere una nave large, potete andare a cacciare i Targoid anche con un Krayt Mark II. Nessuno vi vieta di farlo. Semplicemente dovrete usare un combat style diverso, molto più mordi e fuggi. Ok, benissimo ragazzi, quindi chiudiamo qui, grazie di tutto, grazie di aver seguito questa diretta, ci vediamo la prossima volta. Comandante Virus 101 da Elite Dangerous Horizon Beyond vi dà ormai il suo consueto Transmission Out.